Benvenuti all'appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 4 dicembre, mercoledì. La città di Porto Empedocle è al centro dei festeggiamenti in programma oggi in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, il servizio del collega Moscato. Marina Militare e Vigili del Fuoco uniti per festeggiare la loro patrona, Santa Barbara. Insieme si sono ritrovati presso la chiesa della Santissima Trinità di Porto Empedocle per un momento di preghiera con una solenne concelebrazione presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, alla presenza del prefetto e delle massime autorità civili e militari della provincia di Agrigento. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, Agazio Tedesco, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Calogero Barbera. Con loro anche i reduci dell'AMNI, Associazione dei Marinai d'Italia, le famiglie e tanti cittadini che hanno voluto rendere il giusto omaggio a queste importanti istituzioni. Nella sua omelia l'arcivescovo ha ricordato la figura di Santa Barbara, l'attualità della sua fede e la fermezza della sua vita. Ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e dai militari della Capitaneria di Porto, per il disprezzo del pericolo e la loro azione in aiuto nelle situazioni più pericolose. Santa Barbara è la nostra patrona, il momento ci impone una riflessione nel mondo in cui il mare ormai è centrale, la risorsa mare è importantissima e vede impegnati tutti gli uomini e le donne della Marina Militare, della Guardia Costiera ogni giorno per tutelare la risorsa mare per le nuove generazioni. La nostra patrona ci impone questa profonda riflessione perché solo andando indietro e solo avendo certezza in quelli che sono i nostri valori comuni a quelli dei Vigili del Fuoco con cui condividiamo la patrona possiamo guardare al domani con fiducia, perché il nostro non è un semplice lavoro, ma è una missione per cui non ci può essere un'assuefazione al soccorso, ma il soccorso è un'emozione che emoziona ogni giorno come la prima volta. Ogni soccorso, ogni operazione ambientale è un'emozione che viene svolta in favore della nostra comunità a cui siamo profondamente legati e che ringraziamo ogni giorno per quello che fa e per il rispetto che nutre per noi. Oggi festeggiamo l'onore e l'orgoglio di appartenenza al Corpo Nazionale e, come lei ha visto, non solo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche Marina, Capitaneria di Porto. Appartenenza allo Stato a servizio della collettività. Un appuntamento importante per la patrona ma anche per ritrovarsi e condividere i valori. Sì, ci dà senso di impegno, di appartenenza per essere all'altezza del bisogni della collettività, uniti per la collettività. Il Corpo dei Vigili del Fuoco è uno di quelli che è sempre presente in ogni occasione e forse per questo c'è anche un profondo amore da parte della città. Vede, grazie per ricordarmelo. Questo amore della collettività per noi Vigili del Fuoco ci dà ancora più senso di impegno per onorarlo e per essere all'altezza delle attenzioni che la collettività ci regala. E poi quello che Santa Barbara ci dice è il disprezzo del pericolo e l'aiuto per il prossimo. Rischiamo la vita 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, ma lo merita lo Stato, lo merita la collettività. Le celebrazioni sono dei momenti fondamentali, non sono formalismi, non sono momenti così a cui partecipare solo per obbligo, ma da riempire di contenuti, perché in realtà il momento della festa, chiamiamola pure festa, celebrato magari in questo caso da una messa, visto che Santa Barbara è la patrona, come sappiamo, degli artificieri, dei Vigili del Fuoco e dei marinai militari, di tutti quelli che viaggiano armati sul mare, ecco. Celebrare una festa insieme significa riunirsi attorno a valori comuni, significa anche festeggiare quelli che ci sono e quelli che non ci sono, o perché non ci sono più in quanto purtroppo vittime sul lavoro. Oggi osservavamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che non c'è comando che non abbia un monumento con i nomi dei propri caduti in tutta l'Italia, oppure perché altri mancano in quanto, come i vigili e i marinai che sono impegnati in questo momento a Lampedusa, stanno svolgendo delle attività le quali non possono conoscere interruzioni.
condizioni e quindi non possono festeggiare con noi. Allora festeggiamo per quelli che sono qua e per quelli che non ci sono, affratellati dallo spirito di servizio, non tanto per l'idea astratta di patria, ma per l'idea molto concreta di comunità che ci accomuna tutti. Santa Barbara è stata scelta come patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco per diversi motivi legati alla sua storia e al suo legame con il concetto di protezione in momenti di pericolo. La giornata in onore di Santa Barbara è iniziata nello spiazzale della chiesa con la mostra dei mezzi operativi della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. È stata anche effettuata una spettacolare esibizione dei Vigili del Fuoco del nucleo SAF che si sono calati da un'autoscala slotolando la lunga bandiera tricolore. Verifiche sui bed and breakfast da parte dei carabinieri del NAS di Palermo, chiuse 3 strutture abusive del valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro. L'operazione ovviamente ha interessato la nostra città. I carabinieri del NAS di Palermo, nell'ambito della strategia di contrasto degli illeciti commessi nel settore ricettivo alberghiero, hanno eseguito controlli a strutture tecnico-ricettive della provincia di Agrigento, finalizzati a verificare le condizioni igienico-sanitarie, strutturali e autorizzative. Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancanza della SCIA, le carenze igienico-sanitarie e strutturali, le insegne inadeguate e l'ampliamento arbitrario dei locali e della disponibilità dei posti letto. In un caso i militari hanno anche scoperto e sottoposto a sequestro amministrativo un B&B che in realtà celava un vero e proprio albergo, con rilevante capacità ricettiva, munito di 13 stanze e circa 40 posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti. In totale sono state sottoposte a sequestro amministrativo 3 strutture ricettive del valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, risultate completamente abusive in quanto sprovviste di qualsiasi autorizzazione, con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 2.500 euro. Parliamo di emergenza idrica, riunione oggi della cabina di regia a Palazzo d'Orleans, il presidente Schifani, no a giustizia fai da te, puntiamo a soluzioni immediate per le criticità urgenti, il servizio. Individuare le criticità più urgenti a cui trovare soluzione a breve termine, ma contemporaneamente guardare oltre l'emergenza a modelli diversi capaci di rendere il sistema idrico pronto ad affrontare stagioni scarse di pioggia. Sono le direttive che il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha voluto fornire ai componenti della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica che si è riunita a Palazzo d'Orleans, coordinata dal capo della Protezione Civile Salvo Cocina, presenti all'appuntamento anche l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, i dirigenti generali dell'agricoltura Dario Cartabellotta, del Dipartimento Tecnico Duilio Longi, dell'Autorità di Bacino Leonardo Santoro e rappresentanti di Siciliacque, in collegamento anche i prefetti e presidenti delle ATI di Enna Caltanissetta e i vertici di Caltacqua e di Acqua Enna. È necessario fissare le priorità che necessitano interventi urgenti, ha affermato il presidente Schifani, a cominciare dal potenziamento delle reti idriche della città, con riparazioni per evitare perdite inaccettabili, la costruzione di nuove condutture come quella di Agrigento, che abbiamo finanziato con 37 milioni di fondi FSC e i cui lavori partiranno a breve grazie all'anticipazione di 10 milioni di euro del governo regionale. Seguiremo da vicino le procedure per la riattivazione dei dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani, installando 3 moduli mobili entro il mese di giugno del 2025, per i quali abbiamo già trasferito 10 milioni di euro al commissario nazionale incaricato Nicola Dell'Acqua. Ma è importante, conclude Schifani, fare in modo che sempre più acqua possa essere raccolta negli invasi. Per fare questo i nostri dipartimenti regionali competenti stanno lavorando ai progetti di ripulitura delle traverse laterali che possano portare i maggiori volumi di acqua alle dighe. Entro il mese di dicembre saranno appaltati i lavori, sul rispetto dei tempi vigilerà la cabina di regia.
E sempre in tema di acqua, soluzioni per contrastare la crisi idrica. Se ne è parlato presso l'Aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo in un evento organizzato dall'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, i colleghi di Palermo. Un incontro, quello di oggi, necessario? Assolutamente sì, necessario, importante, in un iter che già da diversi mesi sta andando avanti e che riguarda appunto questa emergenza idrica, e tra l'altro in questi giorni vede comunque i primi effetti anche psicologici in quella che è la popolazione, non solo gli abitanti civili eccetera, ma anche gli agricoltori, gli allevatori, che ovviamente hanno bisogno assolutamente di acqua a dispetto proprio della loro vita e del loro lavoro. Dal suo punto di vista, la situazione allo stato attuale è grave? La situazione allo stato attuale io posso solo pensare che sia assolutamente grave, ma purtroppo come in altri ambiti di rischio e di intervento ci troviamo sempre all'emergenza, e cioè affrontare le emergenze senza fare una pianificazione prioristica che possa evitare di poi affrontare i momenti di crisi in maniera più serena e più intelligente e più programmatica. L'importanza di un incontro come quello di oggi? Oggi è un momento in cui facciamo formazione su tecniche innovative per la gestione della risorsa idrica, innovative non solo in Italia ma a livello internazionale, che per i bassi costi di realizzazione e l'importanza dell'efficienza della soluzione hanno cominciato ad avere una larga diffusione. Ecco, quali sono appunto i progressi fatti nell'ambito della ricerca? Nel campo della gestione della risorsa idrica una rilevante importanza cominciano ad avere le tecniche di ricarica delle falde in condizione controllata. Sono tecniche molto semplici che però richiedono un'importante caratterizzazione dei sistemi idrogeologici, degli acquiferi, la realizzazione di prove sperimentali e dopodiché invece presumono l'immagazzinamento delle acque nel sottosuolo e non in superficie, quindi sotto i nostri piedi, laddove non vediamo e dove non avviene neanche il consumo di territorio. Visita istituzionale del prefetto di Agrigento Filippo Romano al comune di Realmonte, ricevuto dal sindaco l'avvocato Sabrina Lattuca. Il prefetto ha detto: per Realmonte il futuro riserva cose buone, tornerò qui da turista. Oggi con Realmonte concludo il mio giro ormai quasi biennale di visite in tutti i comuni della provincia. I comuni sono 43, mi ero ripromesso di farne una a settimana, poi non ce l'ho fatta perché le emergenze sono tante e quindi ho dovuto diluire un po'. Avendo scelto di cominciare dai comuni più lontani, capita che gli ultimi comuni siano Porto Empedocle e Realmonte, i comuni che ho visitato stamattina. A Realmonte in particolare ho voluto portare un messaggio di fiducia e di speranza ai dipendenti comunali e agli amministratori. Oggi gestire un comune piccolo che però si trova investito di grandi responsabilità come Realmonte, sede della Scala dei Turchi, e di un litorale ma anche di un entroterra importanti, pieni di ricchezze e anche di pesi naturalmente gestionali, ecco, non è facile perché gli strumenti sono quelli che sono, i mezzi finanziari sono sempre insufficienti, il personale è poco e peraltro anche con un'età media piuttosto avanzata. Quindi so che il comune sta lavorando a un turnover, non è per nulla semplice, ci sono molte norme da rispettare, requisiti da soddisfare, ma sono ottimista perché ho visto sia il sindaco sia la segretaria comunale orientati bene nella direzione indicata dalla legge. Quindi io penso che per Realmonte il futuro potrà riservare cose buone e mi farà piacere, visto che sto con l'occasione salutando anche i sindaci in quanto lascio questa provincia, mi farà piacere tornarci da turista e vedere i miglioramenti che indubbiamente troverò.
Siamo veramente onorati, oltre che grati, per la visita di Sua Eccellenza il Prefetto presso l'aula consiliare del Comune di Realmonte di stamattina. Il Prefetto ci ha salutati poiché insomma la visita di stamattina coincide con la fine del mandato di Sua Eccellenza il Prefetto e quindi egli ha colto, diciamo, l'occasione per parlare con tutto il personale del Comune, oltre che con la segretaria e con la parte politica, quindi il primo cittadino in presenza del Presidente del Consiglio, di assessori e consiglieri. Che dire, noi siamo estremamente grati, lo dicevo prima, perché Sua Eccellenza il Prefetto negli anni del suo mandato qui ad Agrigento è sempre stato al centro di ogni azione che riguarda la provincia di Agrigento sulle tematiche più importanti. Ne ricordo alcune che sono significative e che segnano dei traguardi storici. È stato al centro di Agrigento Capitale della Cultura 2025, è stato al centro, ha convocato diverse riunioni per la questione idrica di Agrigento e di tutti i comuni limitrofi. Dopo una serie di conferenze di servizi, ha fatto sì che tantissimi comuni, per esempio Realmonte per la prima volta, acquisissero dei beni confiscati alla mafia, dando un grandissimo segnale di presenza dello Stato, oltre che di legalità. È stato attento a tutti i traguardi. Io nel mio caso del Comune di Realmonte posso fare riferimento alla Scala dei Turchi, sin dall'acquisizione a titolo gratuito per il progetto Mai Scala dei Turchi di quest'estate, che è un progetto sì slotto e transitorio, ma che ha avuto il supporto della Prefettura di Agrigento per rieducare la collettività a una fruizione sana che passa attraverso le regole, oltre che per tutelare appunto questi ingressi che passano tante volte per il non rispetto delle regole se non autorizzati. Quindi che dire, quindi a Realmonte ha segnato la storia il Prefetto ed è stato con noi, dimostrando che la massima autorità provinciale quando inizia a camminare con le autorità, vicino alle autorità locali, ecco che queste autorità locali possono finalmente, insomma, spiegare le ali, insomma, prendere il volo, raggiungere obiettivi e traguardi storici come il caso di Realmonte. Quindi con tutta la mia gratitudine personale e a nome di tutta la collettività di Realmonte ho portato i miei saluti, i nostri saluti come comunità, e ho espresso a nome mio e della collettività appunto grandissima gratitudine, oltre che un caloroso e affettuoso saluto. E l'associazione musicale Gruppo Bandistico Città di Raffadali Luigi Parisi continua a evolversi al passo con i tempi e diventa ora associazione di promozione sociale. Nell'ambito del terzo settore, il nuovo consiglio direttivo vede come presidente Fabio Sciabica, Salvatore Salemi vicepresidente, Domenico Curabba segretario, Paolo Librici capobanda. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. L'associazione musicale Gruppo Bandistico Città di Raffadali Luigi Parisi, forte dei suoi 200 anni di vita, continua ad evolversi per rimanere al passo con le normative e diventa associazione di promozione sociale operante nell'ambito del terzo settore. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Fabio Sciabica, presidente, Salvatore Salemi, vicepresidente, Domenico Curava, segretario, Paolo Librici, capobanda, Salvatore Casalicchio, vice capobanda, Gerlando Alaimo, consigliere, e il maestro Filippo Ragusa, direttore musicale ed artistico. Il neopresidente, percussionista da lungo tempo della banda Parisi, ha già ricoperto ruoli amministrativi nella stessa, curando in particolare la ristrutturazione della moderna sala musica di proprietà dell'associazione, che a breve vedrà anche la creazione di un angolo museo dedicato alla storia della banda. Nell'occasione della sua elezione, il neopresidente
presidente Sciabica, ringraziando il predecessore Gerlando Alonge per il lavoro svolto in questi anni, nonché tutti i soci, si è dichiarato orgoglioso per il nuovo incarico e consapevole di essere a guida di una delle istituzioni più antiche, longeve e identitarie di Raffadali, che ha più di 200 anni di storia. Infatti è stata già la banda comunale con sede nel municipio. Abbiamo l'obbligo morale di mantenerla e consegnarla integra alle future generazioni, ha detto il presidente. Ci aspettano appuntamenti importanti, primo fra tutti Agrigento, capitale della cultura, festival internazionali e gemellaggi, occasioni importanti per la crescita sociale, artistica e culturale della nostra banda e dei suoi componenti, favorita, ha concluso, dal confronto con le altre realtà musicali locali e non solo. La scuola di musica, completamente gratuita, rappresenta il primo vivaio della banda e oggi, con la sede stabile e idonea ai propri laboratori nei locali storici di via Mazzini 16, riprenderà il coinvolgimento di musicisti e musicanti che hanno già fatto parte dell'associazione, invogliandoli a riprendere la passione per la musica, coinvolgendo le nuove generazioni che daranno quel quid in più che serve a proiettare l'associazione nell'immediato futuro con progetti musicali finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni musicali e culturali e della sperimentazione di nuove influenze e musicalità. Per la festa di Sant'Agata del 2025 è stato presentato a Catania il programma La patrona Sant'Agata, segno di speranza e testimone di libertà. I colleghi di Catania. Nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Catania è stato presentato il programma della festa di Sant'Agata 2025. Sant'Agata come segno di speranza e testimone di libertà. Questo il tema della festa. Siamo nell'anno giubilare che Papa Francesco ha voluto proprio nell'ottica di una speranza cristiana, non un ottimismo vacuo, ma una speranza che ripone in Cristo, nel suo messaggio, nella dignità dell'uomo che egli ci aiuta a riscoprire i suoi punti forti e che richiede a noi tanto impegno. E poi la libertà che tante persone non hanno. Penso a coloro che sono condizionate dalle dipendenze, come ad esempio quella della droga, o che vivono in situazioni di sudditanza psicologica, le donne che poi tante volte sono vittime del femminicidio, ma lo sono già quando vivono appunto questa sudditanza, o le tante persone che sono ad esempio vittime del gioco d'azzardo. Allora rendiamoci conto che ci sono delle catene da cui bisogna liberarsi. A me piace che si colga l'aspetto simbolico, ma nello stesso tempo che non si accentui questo, perché non vorrei che poi passasse il messaggio sbagliato che quasi io mi esibisca non salendo sulla carrozza del Senato. Non lo faccio perché ancora una volta ho ribadito il concetto per il quale ritengo sia necessario che i cittadini mi vedano al loro fianco e quindi sul piano stradale, perché non sono diverso da loro. In più è anche l'occasione per incoraggiare i nostri giovani a partecipare alla campagna, in questo caso di comunicazione Catania è casa, perché saliranno sulla carrozza del Senato 3 ragazzi delle scuole che saranno scelti sulla base di documenti video con cui aderiranno appunto alla nostra campagna. Ci saranno 2 concorsi, uno per quanto attiene le voci bianche, e i ragazzi alla fine saliranno proprio la sera del 3 in Piazza Duomo, e un altro, come ha detto il sindaco, c'è un concorso legato a Catania e casa per premiare alcuni video o foto migliori, e questi vincitori saliranno al posto del sindaco sulla carrozza del Senato. E a Messina si continua a discutere sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, un grande interesse per i ristoranti e le attività varie. Guardando il panorama, intervista a Giuseppe Palamara, ingegnere. Quali sono i dettagli di questo progetto che mira ad una valorizzazione del ponte nell'ottica del turismo nell'area dello Stretto?
Noi oggi elaboreremo una nostra idea progettuale con anche dei rendering e quindi faremo tutto un discorso dove si vedrà l'aspetto anche carino di questa situazione qui, senza non volerci assolutamente affiancare a stretto eccetera, è soltanto una nostra idea di come noi pensiamo si possa sfruttare. E questo belvedere viene descritto, quindi progetto, concept, tutto quanto, eccetera. Lo sfruttamento turistico dell'area di Messina è qualcosa che, diciamo così, salta agli occhi. Ora, quest'anno noi abbiamo avuto un aumento dei crocieristi fino a 750.000 turisti previsti per quest'anno, diciamo 800.000 perché i dati non sono ancora chiusi, ma questi quasi tutti vanno all'Etna o vanno a Taormina a vedere il teatro greco, che infatti fa 1 milione di turisti l'anno. Ma questo perché? Perché chi viene in Italia conosce il Colosseo, conosce la Torre di Pisa. Se tu sei a Sydney piuttosto che a Dubai, piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Londra, prendi un catalogo dell'Italia, vedi in copertina Colosseo, Torre Pisa, ma dal 2032 vedrai in copertina Colosseo, Torre Pisa, Ponte sullo Stretto. E cosa prevedete per il ponte? Questo sfruttamento, per adesso di quello di cui parleremo oggi, prevede uno sfruttamento che non intacca la struttura del ponte. I trasversi cosa sono? I trasversi sono diciamo, la parte che tiene le due gambe di ognuna delle due torri, quindi sia nella costa Calabra e sia nella costa Sicula. Come tutti sapete, li avete visti nei vari disegni, sono 3 per torre e quindi potranno essere sfruttati tutti e 3. Hanno delle diverse quote, 123 metri, 250 e 375 il più alto. 375 metri già siamo a livelli sia Tower di Chicago, quindi siamo più alti da Tour Eiffel, quindi già è un panorama importante. Potremmo prevedere di sfruttarli. Il progetto distretto inizialmente ci dava l'input soltanto sul terzo trasverso, ogni tanto dico traverso ma è più giusto dire trasverso, che prevedeva appunto un belvedere e basta con gli omini, li avete visti disegnati, che guardavano lì la cosa, ma noi potremmo benissimo sfruttare anche quello di sotto, quello a 250 metri facendo magari un'area snack bar. Tenete presente che lì siamo a dimensioni che vanno sui 250, massimo 300 metri quadri. Si ragiona addirittura sulla valorizzazione turistica del ponte sullo Stretto, nessuna ostilità da parte del gruppo Franza e Caronte Tourist rispetto ad un'opera che potrebbe, lo si dice da tempo, di fatto mettere in ginocchio quello che oggi è l'attuale sistema di traghettamento nell'area dello Stretto. La realizzazione di un'infrastruttura così importante per la nostra terra non potrà che portare benefici così grandi da rendere, diciamo, minimale quello che potrebbe essere la riduzione di traffici che comunque rimarranno sulle navi. Ecco, quindi questa è sempre stata la posizione da mio padre, mancato più di 30 anni fa, a oggi non è cambiato, è una risorsa infinita per il nostro territorio che bisogna, come siamo qua oggi a presentare, valorizzare sotto tutti i punti di vista. L'opera che per anni sarà il più lungo ponte al mondo, quindi è naturale che ingeneri flussi turistici che possono essere importanti e quindi di grande beneficio per la città, se dotato delle necessarie infrastrutture turistiche. Oggi, grazie all'ingegnere Palamara che ci ha lavorato, io do più contributi di idea che altro, si prende atto della possibilità di realizzare nei traversi del ponte, quindi quelle fasce trasversali che uniscono i piloni, degli osservatori, che chiamiamo con questo nome neutro, ma potranno essere tutto, bar, ristoranti, osservatori puri, di dimensioni significative, posti a diverse quote, di cui l'ultimo è veramente a 400 metri, qualcosa di spettacolare, con la vista su 2 vulcani attivi del Mediterraneo, un panorama unico di una realtà unica, e abbiamo voluto ricordarlo, perché poi è compreso, diciamo, nel progetto stesso di ponte, quali potrebbero essere gli effetti positivi. Come la Tour Eiffel è bellissima, ma se non si potesse visitare, scusatemi il termine, non servirebbe a nulla per Parigi. Noi dobbiamo far diventare il ponte la Tour Eiffel dello Stretto. Quanta determinazione c'è stata da parte sua, da parte dell'ingegnere, nel convincere Ciucci, nel convincere il governo a inserire questa idea all'interno del progetto? La determinazione nasce da diverse chiacchiere con i progettisti del ponte nell'altra tornata di ponte, diciamo, quando era avviato il progetto e quasi avviati i cantieri poi stoppati dal governo Monti, dove in una chiacchierata col progettista, quando vidi il progetto tecnicamente da ingegnere, dissi: scusami, ma perché qui dentro non si realizza qualcosa che possa fare? E lui mi guardò e disse: ma è una bellissima idea,
E io ho detto: perché non l'avete fatta? Perché nessuno ce l'ha chiesto. Allora, quando si è ricominciato a parlare di ponte, ho ricordato questa idea che, credetemi, è banale, c'è già tutto fatto, gli ascensori ci sono, bisogna solo adattare, e allora ho detto: beh, stavolta non facciamoci dire che non l'abbiamo detto prima. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo alle notizie per lo sport. Oggi esordio in casa per il nuovo allenatore dell'Acregas Favarin per il recupero della partita contro il Paternò, in attesa dei nuovi soci veneti che dovrebbero arrivare e assistere alla partita. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Sarà una settimana cruciale per i colori biancazzurri dell'Acregas, che dopo aver cambiato allenatore, al posto di Bonfatto è arrivato Favarin, che ha perso la sua prima gara a Siracusa con un risultato quasi tennistico, è atteso da 2 scontri importanti, i cui risultati potrebbero rilanciare la squadra verso una classifica meno deficitaria. Sulla strada del gigante Paternò e Vibonese, entrambe tra le mura amiche e a 2 turni dalla conclusione del girone di andata. Ricordiamo che dovrà giocare con la Nissa fuori casa e Sambiase all'Esseneto. Praticamente 3 gare interne ed una sola esterna, dalle quali occorrerà ottenere il massimo. Si inizia questo pomeriggio con il recupero e sarà Anna Frazza di Schio a dirigere il recupero di questa 13ª giornata di campionato tra Acregas e Paternò, mentre i suoi assistenti saranno Alessio Fiore di Roma 1 e Matteo Panella di Ciampino. Il tecnico Favarin, purtroppo, che seguiamo ora in questa intervista prepartita, dovrà fare a meno di qualche calciatore per infortunio. Mancheranno Santa Paola, Iddi, Sinatera, Sofrà e Lofaso, i quali non sono stati neanche convocati. E poi c'è anche la squalifica di Rechichi. Ma seguiamo cosa ha detto il tecnico in questo prepartita. Beh, intanto con la voglia di riscatto dopo una batosta come quella di domenica contro chiaramente la prima della classe, abbiamo preso 5 gol che ci sono rimasti un po' addosso, però oggi abbiamo fatto un ottimo allenamento, abbiamo preparato bene al meglio questa partita. Per noi è una partita fondamentale perché ci darebbe la possibilità di avvicinarci di nuovo o quantomeno a quelle che sono sopra, accorceremo le distanze tra noi e loro. E la squadra però insomma è convinta di fare una grande prestazione e chiaramente un grande risultato. Che partita servirà contro il Paternò? È una partita dove dobbiamo cercare di dare tutto il possibile per cercare di fare questo risultato positivo. Non sarà facile perché questa è una squadra che sta facendo bene, sta facendo un ottimo campionato, però insomma questo risultato per noi è di vitale importanza. Come si riparte dopo il 5-0 subito contro la capolista Siracusa? Ma ci siamo leccati un po' le ferite, ma insomma valutando sempre anche la prestazione della squadra avversaria, è una squadra che in questo momento fa un altro sport rispetto a noi, però insomma noi sappiamo benissimo il percorso nostro qual è, dobbiamo cercare di fare punti con le squadre alla nostra portata quanto prima, cercare di ritornare nel gruppo in corsa e cercare soprattutto di fare 3-4 risultati positivi per accelerare questa situazione. Tatticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Ma una partita sicuramente da fare molta attenzione perché questa è una squadra che sfrutta al massimo le occasioni da gol, una squadra organizzata bene, una squadra ben allenata, però insomma noi dobbiamo essere convinti che abbiamo le capacità, le qualità tecniche per cercare di mettere in difficoltà il Paternò. Le sue sensazioni alla vigilia quali sono? Ma sai, più passano i giorni, più allenamenti facciamo, più chiaramente ho la possibilità di conoscere i giocatori, ma sono convinto che noi possiamo far bene.
Finisce con un pareggio 0-0 la partita tra il Belpasso e il Camarat. Parliamo del campionato di promozione giunto alla sua 12ª giornata del girone C. Deluso per il risultato il mister Francesco Fanara del Camarat, che perde il primato in classifica e si colloca al secondo posto. Buon pomeriggio amici di Wii Sport e benvenuti al Nuccio Marino di Belpasso. Oggi si sfideranno per la 12ª giornata del girone C di promozione il Belpasso di mister Suriano contro il Camarat, la capolista di mister Fanara. Può salire sulla fascia marchica, che poi mette un cross in mezzo, sul pallone arriva Serio, bomber Serio, la sua conclusione però non può creare problemi. Serio sulla fascia di destra, Lupo, il tocco per bomber Carioto, bravo però in questo caso la rosa. Allora Lupo e ora pressing da parte del Camarat. Piraneo, Vizzini, cross in mezzo, si inserisce King, la tocca Carioto, c'era però posizione di offside da parte del numero 9. Luca porta il pallone, sfida marchica, ancora Luca e si accentra, parte il destro, troppo debole, facile la presa per Avignone. Perfettamente si conclude così la prima frazione di gioco, Belpasso 0, Camarat 0. Bello lo scambio di King alla ricerca di Carioto che va alla conclusione, arriva però la risposta ottima di La Rosa, il numero 1. Bello il lancio di Lupo alla ricerca di Serio che mette il turbo, ora porta avanti col sinistro, se la porta sul destro, va alla conclusione, poi c'è il tocco sotto porta del numero 14, c'è stato però un fallo con il numero 29, scusate, Bamba, quindi un attaccante per il Camarat. Numero 22 in maglia nera, si tratta di Marrone, esce il numero 8 Piraneo, concentrato perché in questi ultimi minuti è il Belpasso che sta facendo la partita e che si sta rendendo molto pericoloso con un tiro che fortunatamente per gli uomini di Fanara finisce fuori da parte dell'esterno sinistro. Avignone che da uno sguardo a Serio cerca sempre lui, Luca che aveva battuto il calcio d'angolo è tornato sui suoi passi, finisce qui Belpasso 0, Camarat 0. Mister Fanara, mister, c'è un po' di delusione per il risultato visto che comunque avete espresso anche oggi un buon calcio, avete anche trovato il gol che poi è stato annullato, quindi c'è un po' di delusione per il risultato? Sì, sicuramente che c'è un po' di delusione perché onestamente dico che meritavamo qualcosina in più. Nel primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è mancato solo il gol. Nel secondo tempo è stata una partita molto spezzettata, non si è giocato più, però nonostante questo abbiamo avuto altre due occasioni per fare gol. Uno è stato bravo il portiere, nell'altro è stato il gol annullato che secondo me era regolarissimo. Oggi il Giarre ha vinto, quindi prende il primo posto. Voi però siete secondi, ci credete ancora perché questo Camarat ha dimostrato anche oggi di essere una squadra che può lottare tranquillamente per il primo posto? Ma sicuramente noi ci crediamo, dico, sapevamo che insieme a noi per vincere il campionato c'erano altre squadre, il campionato non finisce oggi, però dico ogni domenica io ho risposte importanti di questi ragazzi e ti posso dire che ci crediamo più di prima per vincere questo campionato. La pallavolo femminile di Aragona, la Mediterranea Serramenti, continua a mietere successi, mantenendo ancora la vetta della classifica, battendo la pallavolo 2000 di Palermo. La pallavolo femminile di Aragona, la Mediterranea Serramenti, continua a mietere successi, mantenendo ancora la vetta della classifica, battendo la pallavolo 2000 Palermo. L'allenatrice Francesca Scollo, primo allenatore nella partita giocata al palazzetto di Agrigento, ha confermato la squadra vincente con un sestetto formato dalla Vinciguerra, Sbaruffato, Cusumano, Lentini, Catalano, Sicolone, Sgaese. I setti sono finiti in vantaggio per la squadra locale con il punteggio di 25-16, 25-21, 25-22.
La squadra di Aragona ha mostrato grande compattezza e determinazione con la vetta della classifica e si pensa già alle prossime 2 partite che saranno giocate in trasferta, merito anche della guida del presidente Nino Di Giacomo, che ha saputo costruire, grazie alla sua esperienza, una squadra giovane compatta con obiettivi certamente raggiungibili. Presidente, reduce da una bella vittoria la settimana scorsa, la squadra è in testa al campionato. Ecco, come state programmando la prossima partita? La stiamo programmando come tutte le altre, naturalmente, perché è importante mantenere sempre il ritmo, la concentrazione, e le ragazze hanno voglia sempre di stupirci con le loro belle giocate. Noi abbiamo fatto un programma per il mese di dicembre, perché ancora ci mancano in questo mese, per chiusura di anno, 3 partite. Abbiamo ora 2 partite fuori casa, la prima sabato prossimo e poi la domenica, sabato prossimo a Palermo, domenica successiva il 15 siamo a Monreale e chiuderemo poi sabato 21 in casa con il Bagheria. Quindi un trittico di partite molto impegnative, ma sicuramente le nostre ragazze saranno pronte per continuare questa scia vincente che ormai ci accompagna da 6 partite. Sabato scorso è stata una bella partita impegnativa, avete vinto, ennesima vittoria che vi ha portato in testa al campionato. Sì, veramente già la domenica prima abbiamo fatto lo scontro con la Pomaralva, abbiamo mantenuto la classifica. Ora ecco, si vedrà il vero valore di queste ragazze, perché saranno chiamate a mantenere la cima, la testa della classifica, e sicuramente, siccome sono anche ragazzine, ecco, noi speriamo che le ragazze mature, ecco, riescano a dare quell'impulso alle giovani leve di ragionare partita dopo partita. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le smart TV del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.